Partita questa seconda serie, ci avviciniamo alla leadership. Ricordiamo che nuota in settima corsia il campione italiano giovanile in carica della 3 km di nuoto di fondo che ormai è entrato a far parte del panorama sportivo più prestigioso con l'ingresso di questa specialità della 10 km in acque libere ai Giochi Olimpici. Ricordiamo la prima edizione fu Pechino 2008, la seconda quella di Londra 2012, nuoto di fondo che ovviamente ci sarà anche ai prossimi giochi di Rio 2016, quindi uno sport che a tutti gli effetti prende l'importanza del nuoto in vasca e dunque abbiamo un altro campione italiano giovanile in carica, ricordiamo Federico Del Pup, che nuota in settima corsia, primo nella 3 km ragazzi ai giovanili di Riccione. Intanto però a farla da padrone Giovanni Coan, che campione italiano giovanile in carica, lo è dei 1500 metri, la specialità più lunga nel nuoto in vasca ai Giochi Olimpici e ai campionati del mondo. Per Coan medaglie anche nel dorso e nei misti in passato ai campionati giovanili. Intanto vira ai 150 e noi presentiamo la prima serie. Nicola Magro, Team Veneto in 1, Mattia Tescari, Team Veneto in 2. In corsia numero 3 Alberto Marin per i colori del Team Veneto. In corsia 4 è il vice campione italiano giovanile in carica, finalista con la staffetta azzurra agli Euro Junior e vincitore di staffetta in Coppa Komen, Francesco Peron, Plen Team Veneto. Al suo fianco il campione italiano giovanile dei 100 e 200 dorso e vice campione italiano giovanile dei 200 stile classe 97 Gianluca Gazzola, Plen Team Veneto. In corsia numero 6 campione italiano giovanile dei 200 farfalla